Isan Cristeto. Col numero 7 Dani Alvarez. Col numero 8 Marc Aviles. Col numero 9 Nicolas Quadrado. Col numero 10 Martí Soler. Col numero 11 Paul Fernandez. Allenatore il signor Manuel Rubio. La formazione della Germania schiera con il numero 1 Samuel Mesmer, con il numero 2 Luis Emmer, con il numero 3 Leo Boker, con il numero 4 Florian Kai, con il numero 5 Yannick Vidrisa, con il numero 6 Joël Alec, con il numero 7 Arne Beck, con il numero 8 Julian Aubrook, con il numero 9 il capitano Gustav Remke, con il numero 10 Lucas Holstein. Allenatore il signor José Alesio. Ora ascoltiamo l'inno nazionale della Germania. Ascoltiamo adesso l'inno nazionale dell'Andorra. Amici di Fisor TV e di Europe TV, ben collegati dal Palasport Rolando Pietri di Correggio per la prima giornata tra Germania e Andorra, seconda invece partita di questa mattina, sempre valevole per il girone B per l'Europeo Hockey su pista Under 17. Come detto, si affrontano Andorra contro Germania questa mattina alle ore 10. Si è giocata invece Svizzera-Inghilterra con la squadra appunto svizzera vincente per 4-1 con le doppiette di Paud e Disley e con i gol di Seymour invece per l'Inghilterra. Andiamo a leggere invece le due formazioni di Andorra e Germania. L'Andorra che schiera con il numero 1
il capitano Ferran Torrebadella con il 2 Guillem Lopez, 3 per Paul Fernandez, 4 per Biel Hernandez, 5 Isan Cristeto, 6 per Paul Fernandez, 7 Marc Aviles, 9 per Nicolas Quadrado, 9 per Paul Fernandez, 10 Marti Solé, allenati da Manel Rubio. Per la Germania invece Samuel Mesmer, tra i pali Luis Emmert con il numero 2, Roque Sanchez con il numero 3, 4 invece per Florian Keil, 5 per Yannick Vistral, 6 per Joan Alec, 9 per Arne Beck, 8 invece per Julian Aubrock, 9 per Gustav Remke, nonché il capitano della formazione tedesca, 10 invece per il secondo portiere Lucas Eisten, allenati da José Aleixo. I due quintetti invece schierati dalle due formazioni: per l'Andorra Torrebadella tra i pali Guillem Lopez, Biel Hernandez, Marc Aviles e Paul Fernandez, mentre per la Germania Samuel Mesmer tra i pali, Keil, Halek, Aubrock, Remke. Invece per la formazione allenata da José Aleixo, i due arbitri di pista saranno entrambi inglesi, Carl Wilson e Bruno Sosa, mentre in panchina come ausiliari l'italiano Carlo Iuorio e il portoghese João Catrapona. Come detto, questa mattina la Svizzera ha avuto la meglio contro l'Inghilterra, che ha avuto molti problemi con la formazione biancorossa, dotata di una buona qualità in possesso palla. Ha faticato molto la squadra inglese. Ricordiamo che poi alle 15 ci sarà l'apertura invece per l'Europeo femminile, con il Portogallo che affronterà l'Inghilterra. Alle 17 si andrà avanti invece con quello maschile, con la Spagna che affronterà la Francia. Alle 19 cerimonia d'apertura, alle 19:30 ancora femminile con il debutto delle azzurrine contro la Germania, e poi alle 21:30 per chiudere la giornata ci sarà Italia-Portogallo. Formazione dell'Andorra che in molti dei giocatori è per loro è il terzo europeo categoria Under 17, come per il capitano Torrebadella, Velando, Lopez e anche Roque Sanchez. Per loro 11 partite in totale con nazionale dell'Andorra. Per Biel Hernandez, classe 2008.11 le partite giocate con la nazionale dell'Andorra, un gol segnato proprio nell'europeo di San Sadurní d'Anoia contro l'Italia, con la sconfitta appunto dell'Andorra per 12-1. In campo i due quintetti, l'arbitro dà il fischio e inizia Andorra-Germania con la prima conclusione, la prima deviazione sotto porta da parte di Halek, subito pericolosa la Germania. Vuole subito mettere le cose in chiaro la formazione allenata da Alex. Ora questo contropiede guidato da Remke, pressato sulla sponda da Guillem Lopez che va a recuperare palla. Poi ancora un buon contrasto da parte del giocatore tedesco, ancora una volta Remke, il capitano tedesco, a recuperare sfera. Halek, Remke prende un po'
di spazio Florian Keil, allarga verso Aubrock, se la porta avanti, ma scadono i 5 secondi per la Germania, quindi punizione zona offensiva per l'Andorra. Paul Fernandez cerca spazio dietro porta il numero 11 dell'Andorra, Aviles può provare rovescio, lo finta, trova dietro porta Biel Hernandez, si inserisce ancora nel mezzo Paul Fernandez, recupera palla la Germania, ma ancora una volta l'Andorra a recuperare sfera, la conclusione da parte di Guillem Lopez che non impensierisce Mesmer. Ancora Lopez dietro porta, cerca di smarcarsi in area di rigore Aviles. La conclusione da parte di Guillem Lopez vicino al palo, il numero 2 dell'Andorra. Insiste ancora la squadra in casacca bianco-azzurra gialla. Remke prende un po' di spazio, Remke l'accompagnata, non trova lo specchio della porta, attenzione a questo contropiede dell'Andorra. Aviles preferisce proteggere palla e ripartire da dietro da Lopez. Non si capisce poi con Paul Fernandez. Allora la Germania che riconquista una nuova pallina con Aubrock, pressato da Lopez. Deve recuperare palla ancora Aubrock, di prepotenza, torna indietro, stringe il campo Alec. La conclusione da parte di Florian Keil, va vicino al gol, poi il contatto irregolare da parte di Julian Aubrock. Nella metacampo avversaria l'Andorra con Aviles, si smarca nel mezzo per Fernandez, cercato nel mezzo Biel Hernandez, non arriva però la pallina a destinazione, ancora Hernandez che cerca di recuperarla, cerca anche il passaggio in mezzo, ben stoppato poi dalla formazione tedesca che cerca di cambiare gioco. Ora Remke, buona l'intacciato palla di Paul Fernandez, ancora Fernandez nel mezzo a cercare Hernandez, la chiusura da parte di Aubrock che ora va alla conclusione, raso terra, parata, pallone che diventa buona e la Germania passa avanti con il gol di Julian Aubrock. Pallina che rimane in area di rigore ed è il più lesto a infilare Torrabadeia e la Germania si porta avanti dopo poco più di 3 minuti di gioco. Julian Aubrock sul tiro parato da Torrabadeia è il più lesto a metterla dentro. Andorra sotto quindi in questa apertura, la conclusione murata da parte di Aviles, la finta di Lopez, passa bene, attenzione ora a Hernandez, la mette in mezzo, non c'è Paul Fernandez, il secondo palo pronto. Aubrock prende un po' di spazio adesso la Germania con Remke. Il blocco da parte di Keil, pallone messo nel mezzo ancora che rimane lì, poi è il più lesto Paul Fernandez a recuperare, ancora Fernandez, la conclusione sui parastinchi di Holstein, pardon, di Aubrock. Prende un po' di spazio Keil, la conclusione fortissima, finisce fuori dalla porta, difesa da Torrabadeia. Poi Aviles, un po' lui il regista nella formazione dell'Andorra. Ancora una volta Aviles, il blocco di Paul Fernandez, cerca di inserirsi Lopez, è bravo qui nella chiusura Aubrock ad anticipare Lopez. Ecco che arriva anche il primo cambio per la Germania, è uscito Remke, attenzione la pallina in mezzo e arriva il 2-0 della Germania, firmato Joel Halek, bella azione personale sull'auto di destra da parte di Aubrock,
Poi pallina messa in mezzo e Joel Halek freschissimo sotto porta firma il 2-0 per la Germania. Eccolo qui che lo rivediamo, se ne va via bene, poi l'assist perfetto e la conclusione altrettanto buona da parte di Halek. Germania che si porta sul 2-0 dopo nemmeno 5 minuti di gioco. È entrato Leo Booker al posto di Gustav Rempke per la formazione tedesca. E questo è il primo cambio effettuato da parte da José Alexo. Andorra sotto di 2 reti, quindi dopo 5 minuti scarsi di gioco. Il gol di Aubrock prima, Halek poi. Vediamo come il contrattacco dell'Andorra guidato da Lopez. Aviles, la conclusione non c'entra lo specchio della porta, finisce nella parte esterna della rete, quindi sarà ingaggio a 2. Aviles che lotta, riesce a vincere l'ingaggio, c'è Fernandez nel mezzo, non servito. Lopez, la conclusione sviata, finisce fuori dal rettangolo di gioco. Punizione in favore della Germania, già battuta con Kyle. Torna indietro verso Joel Halek, autore della rete del 2-0 per i tedeschi. Prende un po' di spazio Aubrock. L'azione che ha portato al 2-0 è successa così. Attenzione, Lopez che recupera una buona panina. Lopez in area si ferma, cerca Fernandez, il tiro di Fernandez, grande parata e poi il gol firmato Paul Fernandez. Torna sotto l'Andorra, questo ottimo recupero a palla di Guillem Lopez, poi freddissimo nel servire l'assist e altrettanto freddo sotto porta Paul Fernandez. 2-1, ritorna in cara l'Andorra. Lo rivediamo qui, l'assist e poi nella seconda battuta trova il gol del 2-1. Germania ancora in avanti. Attenzione a Kyle, può andare alla conclusione Kyle, grande parata ancora, Kyle spacca la traversa, sfiora il 3-1 la Germania, che fisicamente sta meglio dell'Andorra e si vede. Lopez, c'è proprio Kyle su di lui, cercato e trovato. Attenzione ancora Lopez nel mezzo a cercare Alives, viene fermato dalla difesa da parte di Booker. Riparte ancora l'Andorra con Lopez. Lopez va dietro porta, difende molto bene la sfera, ancora Lopez, poi prova l'accompagnata, viene murata, poi bravissimo ancora il giocatore in mano numero 8 tedesca che va fino a sfilare Torravadeia che gli dice di no a Julian Aubrock. Bella azione personale del numero 8 tedesco, ancora una volta a recuperare palla, cerca un gioco tecnico, lo fa altrettanto bene Guillem Lopez, 3 contro 2, pallina per Paul Fernandez. Alives, finta il tiro, questa volta lo prova, ma ancora una volta non c'entra lo specchio della porta. Prende spazio Aubrock, ma scadono i 5 secondi per la Germania e viene fischiato anche il secondo time out della gara. A 12:32 dal termine del primo tempo, Germania avanti 2-1 con i gol di Aubrock e Halek a corsa di distanze.
Paul Fernandez. 1-0 invece per quanto riguarda i falli in sfavore della nazionale tedesca. Richiamate in pista le due formazioni, punizione in favore dell'Andorra con Roque Sanchez che è entrato in pista in questo momento al posto di Alives. Attenzione, intanto ancora una volta Paul Fernandez sotto porta, questa volta è attento Mesmer a non subire reti. Riparte ancora di prepotenza fisica Aubrock in mezzo a tre, subisce fallo il numero 8 tedesco, avanti di strapotenza fisica. Ora si butta a terra Julian Aubrock, ha subito un colpo il numero 8 tedesco. Esce proprio adesso Julian Aubrock dopo questo contrasto con Roque Sanchez. Rientra in pista invece Gustav Remke. Ancora la Germania sulla fascia destra che ha messo più di qualche volta in difficoltà l'Andorra. Boker punta 2, preferisce tornare indietro da Remke, anche lui torna indietro. Boker questa volta cambia lato e va da Halek, prende un po' di spazio, attenzione al rovescio. Halek in area di rigore, preferisce fare il giro della porta, viene al contrasto Dani Alvarez. Ancora Germania con Remke, scadono però i 45 secondi di gioco per la Germania. Guillem Lopez, possesso palla, lascia palla ora Roque Sanchez, Dani Alvarez. Lopez, finta, ancora Lopez, passa bene, ancora Lopez, la traversa colpita dal numero 2 dell'Andorra. In marcatura la Germania non sta facendo un buon lavoro, soprattutto nella difesa. Primo gol lasciato completamente libero Paul Fernandez, attenzione ora a Dani Alvarez, va dietro porta, Lopez sbaglia, passaggio, la regala alla Germania, ma ancora Alvarez. Lascia palla a Roque Sanchez, Lopez, Alvarez. Si dispone basso la Germania, a fatica a trovare spazi l'Andorra. Conclusione di Lopez, raso terra, parata da Meismer. Cerca di contrattaccare la Germania, difesa la pallina molto bene da parte di Leo Boker, che subisce anche fallo e batte la punizione velocemente, andando da Kyle, sotto gamba. Kyle, pallina che ribassa verso Boker. Ma buona la difesa da parte dell'Andorra, con Roque Sanchez ora in possesso. Si dispone ora l'Andorra, qui sbaglia completamente Lopez, ancora Kyle, molto potente, poi Boker, ancora Kyle, pardon, Joel Halek, pressato, perde palla, si deve ripartire da Roque Sanchez. Lopez, Alvarez, scambio tra i due,
cerca di prendere un po' di velocità andando sul rovescio, tiro raso terra non molto debole ancora. Alvarez vuole girarsi, prova a provare, l'alza e schiaccia. Mesmer la blocca e viene fischiato ingaggio 2. Bravo qui a non farsi sorprendere sul proprio palo l'estremo difensore Samuel Mesmer. Battuto ringaggio 2 con la Germania che lo vince. Prova a partire velocemente Remke, cercata la pallina nel mezzo per Boker. Ancora Remke, movimenti di corpo, torna indietro verso Kyle, stringe il campo Halek. Ancora Kyle in area di rigore, il tiro spazzato viene ben parato da Torre Badeia. Ora alza e schiaccia ancora Torre Badeia con il guantone, insiste la Germania. Halek, il tiro sporcato. Ancora Remke, ci pensa per un attimo il tiro, poi preferisce gestire il possesso palla. Attenzione libero Boker, poi non c'è nessun compagno in aiuto in area di rigore, quindi palla regalata all'Andorra. Paul Fernandez, Alvarez, ora Lopez, ecco il cambio per l'Andorra, fuori esce Fernandez e rientra in campo Aviles. Eccolo qua il numero 8, Aviles trova subito Guillem Lopez, traversa dell'Andorra, secondo legno colpito nella formazione di Maner Rubio. Ancora Guillem Lopez, bravo qui Remke a sporcargli il tiro. C'è stata una punizione già battuta dall'Andorra. Aviles, conclusione, bravo Mesmer a metterci una pezza. Ancora Andorra, contrasto vinto dalla Germania nella propria metacampo. Ora Kyle dietro porta, attaccato duramente da Lopez, perde palla alla Germania. Attenzione, 3 contro 2, guidato da Lopez, il tiro Lopez, Mesmer e poi commette fallo Aviles, stecca troppo alta del numero 8. Rivediamo qui la conclusione da parte di Lopez, parata da Mesmer così così. Kyle nella metacampo avversaria, torna indietro da Remke, raso terra, non preoccupa Torravadei. Attenzione, la Germania è messa mano in difesa e la conclusione raso terra da parte di Roque Sanchez. Poi ancora Lopez a recuperare, pallina verso Joel Halek, non è Florian Kyle non riesce a rivedere in rete. Lopez, il rovescio di Lopez sporcato dal pattino di Kyle. Alvarez dando un po' di spazio, ancora Alvarez, inserisce nel mezzo Aviles, ancora Alvarez, Mesmer sul proprio palo, ancora Alvarez. Quando c'è stato un cambio per l'Andorra è uscito Guillem Lopez, buona la sua prova per lui fino ad adesso. È rientrato in campo Biel Hernandez, mentre per la Germania fa il debutto in questa partita Arne Beck. Al posto di Florian Kyle. Eccolo qui, proprio Beck, perde palla, Abel Hernandez. Ancora Biel Hernandez, prova l'assist, non lo trova, allora cerca di ripartire la Germania di prepotenza fisica e la conclusione da parte di Aubrock che non c'entra lo specchio della porta. Insiste ancora la Germania, sempre Remke dietro porta, si fa vedere e trova anche la conclusione Joel Halek. Bravo qui Torre Badeia a dire di no. Aviles finta il tiro, Alvarez allarga per Roque Sanchez, ancora Aviles cerca di stringere l'Andorra. Attenzione a questo tiro da fuori, ancora Roque Sanchez fa vedere nel mezzo Biel Hernandez, subisce fallo, non è della stessa opinione dell'arbitro, ma subito dopo a commetterlo è il giocatore dell'Andorra. Time out chiamato dalla formazione allenata da Maner Rubio, nuove indicazioni tecniche per i due allenatori. Risultato ancora fermo sul 2-1, gol della Germania firmati
Aubrock e Halek, mentre per l'Andorra Paul Fernandez. Due invece per quanto riguarda i falli, 3 per la Germania. Attenzione ora Remke, che di velocità ha cercato di sorprendere Torrebadeia. Come dicevo, per quanto riguarda i falli, 3 per la Germania, 2 per l'Andorra. La conclusione da fuori, colpito in pieno Biel Hernandez. Conclusione fortissima, quella di Julian Aubrock. Rivediamo qui, conclusione nella propria metà campo, colpito in pieno Biel Hernandez nel fianco, se lo tocca subito il giocatore numero 5 dell'Andorra. Rientra al suo posto Paul Fernandez, autore della rete appunto dell'Andorra. Punizione dall'angolo alto quindi per la Germania, con Aubrock che tocca il tiro e trova il gol. Florian Keil, 3-1 della Germania. Rasoterra che sorprende Torrebadeia, e a 6:09 al termine del primo tempo arriva il 3-1 firmato Florian Keil. Ora lo rivediamo qui, questo rasoterra che sorprende Torrebadeia. Il salto di Alvarez sorprende il proprio compagno, che passa sotto le gambe. Insiste ancora però la Germania con Aubrock. Gli va incontro Keil, preferisce tornare indietro da Arne Beck. Insiste ancora la Germania con Remke per Keil, l'autore della rete del 3-1. Gira palla verso Arne Beck. Aubrock, scarico su Kell. Ancora Aubrock, cerca di smorzare un po' i ritmi adesso la Germania quando mancano 5 minuti al termine del primo tempo. Andorra invece che manca proprio di velocità in zona d'attacco. Ci prova ora con Aviles. Fernandez, Alvarez, si fa venire nel mezzo Isan Cristeto. Alvarez, pallina nel mezzo a cercare proprio Cristeto. Insiste ancora Paul Fernandez, la conclusione sugli stinchi di Keil. Ancora Fernandez, pallina che passa, ha cercato la conclusione Cristeto. Poi Remke, con un po' di spazio ora Florian Keil per Aubrock. Passaggio un po' complicato, non si capiscono i giocatori della Germania. Pallina che esce dal rettangolo di gioco e quindi sarà
punizione in favore dell'Andorra. Paul Fernandez, il tocco verso la conclusione, riraso su terra da parte di Aviles, ben parata da Mesmer. Poi ancora Germania che fa fatica a uscire dalla propria metà campo, ce la fa ora con Aubrock, con un po' di spazio il piattone da parte di Aubrock, poi insiste ancora la Germania con Beck, torna indietro, non c'è nessuno però in area di rigore, si inserisce ora Beck. Aubrock per Kyle, Rempke, c'è il blocco da parte di Kyle, ne sfrutta Rempke, non trova spazio, preferisce tornare indietro proprio da Kyle. Hausbrook, ancora Hausbrook che cerca di smarcarsi in area di rigore. Beck, deve andare alla conclusione ora la Germania. Proverà ora Kyle da fuori, la conclusione molto potente ma non precisa. Ora Aviles, ancora Aviles cerca di passare per vie centrali, lascia palla ad Alvarez, vuole caricare il rovescio, lo prova, pallina che colpisce la sponda e poi si infila nella rete esterna della porta, quindi ingaggio a 2. Aviles contro Rempke. Aviles, pallina che rimane lì, va a finire dalla stecca di Alvarez. Paul Fernandez, Paul Fernandez vuole provare il tiro ma non trova lo spazio, ancora Fernandez, pallina che poi finisce nella stecca di Beck, prova a ripartire la Germania con questa conclusione da fuori e trova il gol del 4-1 con questa conclusione sotto l'incrocio, la doppietta di Florian Kyle. Gran gol ancora una volta del numero 4 tedesco. A 2-0-6 al termine, lo rivediamo qui. Non ci pensa due volte, una sassata sotto l'incrocio imprendibile per Torrebadeia. Conclusione anche da parte di Alvarez, ben parata da Mesmer. Riparte la Germania con Beck, su di lui c'è Aviles sull'angolo, torna indietro, passaggio sbagliato, recupera Paul Fernandez, ancora una volta Rempke, due volte Alvarez, questa volta la meglio, ancora Alvarez raso terra, Mesmer col guantone a respingere, ancora Andorra, Aviles, serie di finte, poi si incarta la storia, riparte la Germania con un 2 contro 1, la conclusione che diventa un assist, Rempke non riesce a buttarla dentro, poi serie di contrasti e la Andorra ad avere meglio con Paul Fernandez, lascia palla ad Aviles, ancora Aviles, prova ad alzare e schiacciare, chiusura da parte del giocatore tedesco. Cristeto, Alvarez, Aviles, Alvarez, finta il tiro, lascia palla ad Aviles, non c'è nessuno nel mezzo, infatti si lamenta il numero 8 dell'Andorra, deve andare a concludere adesso la formazione in maglia bianca, ancora Aviles, però scadono i 45 secondi, ancora 37 invece da giocare per questo primo tempo. Rempke, ultimo attacco della Germania in questo primo tempo, vediamo se cercherà il tiro allo scadere, la formazione allenata da Alexo. Aubrock, ancora numero 8 tedesco, bella la finta di corpo, ancora Aubrock, vuole tenerla fino alla fine della Germania, poi la perde con Paul Fernandez ma finisce. Primo tempo, Germania avanti 4-1 sull'Andorra.
la doppietta di Florian Kail al 14esimo e al 18esimo, Joel Alec invece al quinto minuto, Aubrook invece al terzo, mentre Paul Fernandez ha dato speranza all'Andorra al sesto minuto. Ora 10 minuti di pausa e poi ci ricollegheremo dal Palasport di Correggio.
Rieccoci collegati dal Pallasport d'Orlando Pietri con la Germania che sta cercando l'attacco nella metacampo avversaria. Appunto è già iniziato il secondo tempo tra Andorra e Germania, formazione tedesca avanti 4-1 con la doppietta di Florian Keil e i gol di Halek e Aubrock. Non può nulla per ora la rete di Paul Fernandez per l'Andorra. Ora è la formazione allenata proprio da Manuel Rubio, che sta cercando di manovrare in attacco con la conclusione da parte di Aviles, che non trova però lo specchio della porta. E Aubrock a ripartire per la Germania, si inserisce nel mezzo, viene anche trovato in area di rigore il numero 6 tedesco Halek. Aubrock, Halek, Keil, Beck e Meismer, e questo è il quintetto questo secondo tempo in avvio per la Germania. Invece Torre Bareia, Aviles, Fernandez, Lopez e Roque Sanchez per l'Andorra. Ora Aubrock a lottare proprio con Sanchez, commette fallo il numero 4 dell'Andorra. Conclusione da fuori deviata e c'è l'autogol da parte di Guillem Lopez sulla conclusione di Julian Aubrock. Si è trovato in traiettoria il difensore andorrano. Allora il gol del 5-1. Ecco qui che lo rivediamo. Tiro da fuori deviato da Guillem Lopez. Ecco qua Guillem Lopez per Aviles. Dietro porta, però la conclusione un po' tecnica da parte di Aviles. Mesmer però è presente. Prende un po' di spazio Beck. Ancora Beck, ancora Guillem Lopez ci mette la stecca. Palla a uscire verso ancora la conclusione fortissima da parte di Aubrock. Pallina messo in mezzo da parte di Keil, non c'è contatto secondo il direttore di gara. Allora Guillem Lopez può ripartire per l'Andorra. Ancora Lopez, c'è il recupero perfetto da parte di Keil. Assiste l'Andorra con Roque Sanchez. Guillem Lopez cerca di stringere un po' l'Andorra, far abbassare la difesa tedesca.
Conclusione da parte di Aviles, risposta da parte invece di Mesmer. Kyle. Scadono 5 secondi per la Germania. E allora Aviles per Lopez, di ritorno ad Aviles. Non se l'aspettava questo passaggio il numero 8 dell'Andorra, poi subisce anche fallo da Joel Halek. Pallina messa in mezzo. Ancora il tiro da parte di Lopez. Ancora Mesmer a respingere. Si prepara un doppio cambio José Alixo per la Germania. Aviles. Pressing alto solo momentaneo quello dei tedeschi. Ora Guillem Lopez. Ancora Paul Fernandez, può pensare all'alza e schiaccia. Ancora Lopez. Aviles rientra molto bene. Ancora Aviles, prova il rovescio raso terra. La stecca di Mesmer a respingere la sfera. Alec con un tunnel a saltare Guillem Lopez. Ancora di velocità Aubrock, pardon. Remke stringe sfera. Allora la conclusione da parte di Beck. Torrebadei, ma ancora Beck a recuperare, pallina messa nel mezzo per Alec. Poi lotta con Torrebadei, con Guillem Lopez che commette fallo, il terzo per l'Andorra contro i 4 della Germania. È entrato in campo proprio adesso Yannick Vitrisal. Debutto per lui in questa partita per il numero 5 tedesco. Eccolo qui, Yannick Vitrisal per Remke. Salta secco Fernandez, conclusione alla terra. Facile risposta da parte di Torrebadei. Aubrock, il piatto che finisce fuori dallo specchio della porta. Allora Aviles cambia gioco andando da Guillem Lopez. Può puntare, c'è anche il blocco di Aviles, lo sfrutta. Cercato proprio quest'ultimo. Non si capiscono, poi ancora Paul Fernandez, pallina che rimane buona. Fernandez. Aviles dietro porta. Va da Guillem Lopez, pensa al tiro, lo sfrutta, ma viene sporcato dalle stecche tedesche. E riparte Aubrock. Rientra, bello gioco di tecnica, viene fermato poi da Roque Sanchez. Riparte velocemente l'Andorra con Guillem Lopez, allarga per Sanchez, di ritorno a Paul Fernandez che si gira e va a tirare. Bella azione qui dell'Andorra. Mesmer però, a dire di no all'attaccante andorrano, insiste ancora la Germania con Alec che trova il 6-1 e trova anche lui la doppietta. Joel Halek che ha lasciato troppo spazio al numero 6 tedesco, lo sfrutta e fa 6-1 per la Germania. E vediamo qui che rientra, lo mette sul palo più lontano. Ora Aubrock, salta secco Guillem Lopez, può andare di velocità, si ferma e dietro da Remke. Passa in mezzo a 3, poi bravo a gestire sfera andando verso Alec. Aubrock in mezzo a 3, viene fermato Aviles. Aviles sì, la conclusione, c'era Guillem Lopez dall'altra parte completamente libero, l'ha ignorato il numero 8 andorrano che poi commette anche fallo. Spazio per Ivitras. Aviles per Paul Fernandez, litiga un po' con la sfera, bravo Remke a recuperare senza far fallo.
pressato da Paul Fernandez. Aubrock trova Alec e torna indietro. Ancora Remke, trovato benissimo Alec. Torrebadeia riesce in pantaglia a parare questa conclusione. Attacca ora l'Andorra con Aviles, cerca l'alza e schiaccia, viene fermato, lotta poi sull'angolo. Alec va via, c'era un fallo e infatti viene fischiato. Sarà cartellino blu a Guillem Lopez, aggancio come fa segno Bruno Sosa. Possiamo rivederlo, lascia lì la stecca. Anche se probabilmente a commettere fallo era stato Aviles e non Lopez. Fatto sta, cartellino blu al numero 2 andorrano e quindi punizione diretta in favore della Germania. 12:15 dal termine, se ne incarica Julian Aubrock per cercare la tripletta, però può andare. Aubrock, finta il tiro, si allarga. Aubrock alza e schiaccia, bravo Torrebadeia, però viene fischiato un'irregolarità. Erano partiti prima probabilmente i giocatori tedeschi. Ora un colloquio tra Carl Wilson. Intanto rivediamo la punizione di prima sbagliata da parte di Julian Aubrock. Ha fintato il tiro, si è allargato, provato senza schiaccio, il classico punizione di prima. Bravo Torrebadeia. C'è stato un warning a Roque Sanchez, ancora pardon, no, il warning ai danni di Florian Keil. Punizione allora per l'Andorra. Aviles, conclusione alta e larga, non impensierisce Mesmer. Andorra comunque sotto di un uomo, il cartellino blu ai danni di Guillem Lopez, quindi Germania in power play. Arriva il tiro da parte di Alec, ancora ben parato da Torrebadeia. Poi Aviles rischia molto e perde palla. Keil per Alec, ancora Keil, potrebbe tirare, invece allarga il tocco di Paul Fernandez. Lento però il giro palla della Germania. Ora un po' di spazio Alec, la conclusione Torrebadeia con il guantone, poi Paul Fernandez può far correre Roque Sanchez, il passaggio però è sbagliato. Quindi ancora palla per la Germania. Aubrock, la conclusione sul primo palo, trova impreparato Torrebadeia e firma il gol del 7-1 e anche la tripletta per Julian Aubrock. Rivediamo, probabilmente era anche coperto Torrebadeia da Alives.
10:58 al termine della partita. La Germania firma il 7-1. Paul Fernandez si fa vedere, Alives viene servito, cercato nel mezzo, ancora Fernandez, Alives in area, Alives, Mesmer si distende e para, non vuole lasciare nulla all'Andorra l'estremo difensore tedesco Samuel Mesmer. Kyle, pallina nel mezzo, non arriva a destinazione Yannick Vitrisal. La conclusione da parte di Alives, parata da Mesmer. Intanto è entrato in campo anche il più giovane della squadra dell'Andorra, ovvero il numero 9 Nicolas Quadrado. Insiste Aubrock. Kyle torna indietro verso il proprio compagno. Aubrock, autore di una tripletta, si fa vedere Vitrisal. Deve andare a concludere la Germania, ci prova ora Aubrock da fuori, tiro sporcato dalla stecca di Paul Fernandez. Fernandez, il blocco di Quadrado. Sanchez cerca la pallina per Paul Fernandez, la pallina passa, il giocatore no, quindi Germania a recuperare una nuova palla ancora con Aubrock, è bravissimo Quadrado a fermarlo. Ancora Germania con Aubrock, fa il giro della porta e va a servire Kyle. Il tiro da lontanissimo ha colpito il palo. Florian Kyle vicino anche lui, la tripletta a 8:20 al termine. Ci riprova questa volta invece è più larga la conclusione. E poi pallina recuperata da Alvarez. Finta il tiro, cerca l'assist in mezzo per Paul Fernandez. Alvarez che è entrato al posto di Aviles. Passaggio sbagliato dalla parte di Aubrock. Allora Florian Kyle decide di mettere la pallina fuori dal rettangolo di gioco e arriva anche il time out chiamato dalla formazione tedesca. 7:49 al termine, 7-1 per la squadra allenata da José Alexo. La tripletta di Julian Aubrock e le doppiette di Alec e Florian Kyle per ora decidono l'incontro, e non può nulla invece per ora la rete di Paul Fernandez. C'è stato un cambio tra i pali per la Germania, è uscito Samuel Mesmer ed è entrato in campo Lukas Holstein. Punizione in zona d'attacco per l'Andorra. Quadrado toccherà per Dani Alvarez. Arriva il tocco. Alvarez si fa vedere Roque Sanchez, passaggio però è sbagliato. Poi Aubrock recupera palla, voleva mettere fuori dal rettangolo di gioco la pallina
Sanchez però non ce l'ha fatta e allora recupera palla la Germania con Boker. Ancora Aubrock alla conclusione, Torre Badeia a respingere. Vitrisal torna indietro da Kyle. Ancora Bock, conclusione, la deviazione volante da parte di Aubrock. Quadrado, tocco per Alvarez, stringe il campo, conclusione, risposta da parte di Holstein. Ancora Germania con Aubrock, cerca l'inserimento da parte di Kyle, bell'intervento da parte di Sanchez, attenzione Alvarez nel rigore, Alvarez dietro porta, alza, schiaccia, ancora Alvarez, ancora Holstein però a mettere il corpo davanti, poi l'arbitro tocca la sfera e quindi è da ribattere questa punizione. Boker, conclusione larga. Sanchez trova bello il corridoio per Isan Cristeto, non è riuscito poi a avere il controllo della palla. Quadrado va da Cristeto, Sanchez, Cristeto fa il giro della porta, la conclusione. Holstein non ha problemi, tanto spazio ora per Aubrock, preferisce gestire possesso e andare da Kyle. Emmert, Aubrock salta secco Alvarez due volte e torna ancora una volta da Kyle. Alza, schiaccia, ancora Kyle. Grande giocata tecnica dal giocatore tedesco. Poi conclusione che è uscita dalla porta. Poi adesso l'Andorra in avanti con Alvarez, il colpo di testa da parte di Holstein a sventare il pericolo. Ancora Germania con Kyle, cerca di entrare ancora in alto e schiaccia, viene fermato ora Alvarez in 2 contro 1. Alvarez, chiusura da parte di Emmert, ora lotta sull'angolo, ancora Alvarez contro Emmert, commette fallo il tedesco, il quinto fallo di squadra della Germania, 4 invece per l'Andorra. Qui Alvarez sbaglia il possesso, cerca di ripartire la Germania con Becker in area di rigore, la chiusura da parte di Quadrado. Ancora Boker, questa volta è definitiva la chiusura difensiva da parte di Roque Sanchez. Ora Cristeto cerca Sanchez ma ferma tutto Emmert, trovato libero giocatore tedesco Aubrock che però non riesce a stoppare palla, insiste però la conclusione, un altro palo della Germania, questa volta colpito da Leo Boker. Andorra che nel primo tempo ha colpito 2 pali. Attenzione a Boker che recupera palla, si inserisce nel mezzo Alec, servito ma pallina troppo lunga per il numero 6 tedesco. Allora Quadrado porta palla nella metacampo avversaria, cerca l'inserimento di Cristeto in area di rigore, c'è la chiusura da parte di Emmert e allora Boker. Alec va da Aubrock, si inserisce in mezzo a Alec, viene servito ancora Alec, Torre Badeia spostandosi riesce a parare, poi Cristeto viene intercettato il suo passaggio, ancora Boker, conclusione murata e allora Quadrado cerca di far ripartire i suoi, ancora Quadrado, lascia palla ad Alvarez,
Poi ancora Quadrado a lottare contro Emmert, la meglio il tedesco. Emmert per Alec, in mezzo per Boker. Pallina troppo alta, non riesce a ribadire in porta il numero 3 tedesco. Attenzione Aubrock, conclusione Torre Badeia con il guantone. Assiste ancora la Germania. Aubrock, poi Quadrado e allora Roque Sanchez. Sanchez, pallina messo nel mezzo. Cristeto non c'era in area di rigore, per cui nessun pericolo nella difesa tedesca. Cerca di partire Brock, il tiro da parte di Boker, pallina che poi rimane lì e Torre Badeia che con la scarica riesce ad allontanare. Alvarez recupera. Cerca ma non trova Cristeto, sempre in ritardo il numero 6 dell'Andorra. Qui Aubrock con un sottogamba riesce a portarsi avanti la pallina. Ancora Aubrock, cerca l'assist per Boker. Quadrado a recuperare, poi Cristeto. Questa volta cerca di allungarsi la pallina, poi cade. Deve lottare sulla sponda, viene giù anche il cartellone. Cerca di ripartire la Germania con Boker. Conclusione, respinta, poi Emmert non riesce a ribattere in rete. Vicino all'8-1 la Germania quando manca poco più di un minuto al termine. Gira palla l'Andorra, un po' lo specchio di quello che si è visto nella formazione allenata da Manuel Rubio, molto lento nel giro palla, poca organizzato. Attenzione a questo tiro da fuori, mentre la Germania a livello fisico si è fatta sentire. Attenzione a Quadrado che non trova l'aggancio con la pallina. Come dicevo, la Germania si è fatta sentire a livello fisico e ha schiacciato l'Andorra nella propria metà campo con tiri da fuori, anche con scatti che ha lasciato di ghiaccio la difesa appunto allenata da Manuel Rubio. Quindi la Germania si sta per aggiudicare i 3 punti contro l'Andorra. Ancora in avanti la formazione tedesca e finisce qui. Arriva il triplice fischio, Germania che batte Andorra 7-1, un risultato netto. E allora Svizzera e Germania per ora a punteggio pieno nel girone B. Andorra e Inghilterra invece escono sconfitte in questa prima giornata. Per l'Andorra a segno Paul Fernandez al 6° minuto, poi la tripletta di Julian Aubrock, la doppietta invece di Joel Halek e Florian Kyle. Ricordiamo che poi alle 15 ci sarà l'apertura dell'Europeo femminile con il Portogallo che affronterà l'Inghilterra alle 17. Spagna-Francia dell'Europeo maschile alle 19:30, sempre del femminile Italia-Germania, e poi a concludere la giornata l'Italia affronterà il Portogallo nell'Europeo maschile e alle 19 ricordiamo la cerimonia d'apertura. Dal Palasport Rolando Pietri è tutto, ci risentiamo per le 15 per commentare Portogallo-Inghilterra femminile.
punto dell'Andorra per 12-1. In campo i due quintetti, l'arbitro dà il fischio e inizia Andorra-Germania con la prima conclusione, la prima deviazione di Aubrock, che ora va alla conclusione, raso terra, parata, pallone che diventa buono. Ancora Fernandez nel mezzo, cercare Hernandez, la chiusura da parte di Aubrock, che ora va alla conclusione, raso terra, parata, pallone che diventa buona e la Germania passa avanti con il gol di Julian Aubrock. Pallina che rimane in area di rigore di Aubrock, che ora va alla conclusione, raso terra, parata, pallone che diventa buona. Primo cambio per la Germania, è uscito Rempke. Attenzione, la pallina in mezzo e arriva il 2-0 della Germania, firmato Joel Halek. Bella azione personale sull'auto di Rempke. Attenzione, la pallina in mezzo, ora una buona pallina, Lopez in area si ferma, cerca Fernandez, il tiro di Fernandez, grande parata e poi il gol firmato Paul Fernandez. Torna sotto l'Andorra, questo ottimo, ora una buona pallina, Lopez in area si ferma, cerca Fernandez, il tiro di Fernandez, grande parata e poi Kyle può andare alla conclusione. Kyle, grande parata ancora, Kyle spacca la trovata, poi bravissimo ancora il giocatore in maglia numero 8 da tedesca, che va finta, ancora Lopez, passa bene, ancora Lopez, ora l'Andorra qui sbaglia completamente, Lopez, ancora Kyle, il campo Halek, ancora Kyle in area di rigore, il tiro spazzato viene ben parato da Torre Badeia, ora alza e schiaccia, rientra in campo Aviles, eccolo qua il numero 8, Aviles trova subito Guillem Lopez, la Germania, attenzione, 3 contro 2, guidato da Lopez, il tiro di Lopez, Mesmer e Roque Sanchez, poi ancora Lopez a recuperare, pallina verso con Aubrock che tocca il tiro e trova il gol, Florian Kyle, 3-1 con Aubrock che tocca il tiro e trova il gol, proprio a metà campo, ce la fa ora con Aubrock, per un po' di spazio il Sini, che poi finisce nella serie di back, prova a ripartire la Germania con questa conclusione da fuori e trova il gol del 4-1 con questa conclusione sotto l'incrocio, la doppietta a ripartire la Germania con questa conclusione da fuori. Aubrock a ripartire per la Germania, si inserisce nel mezzo, viene anche trovato in area di rigore, conclusione da fuori deviata e c'è l'autogol da parte di Guillem Lopez sulla conclusione da fuori deviata e c'è l'autogol. L'Andorra con Guillem Lopez allarga per Sanchez, di ritorno a Paul Fernandez che si gira e va all'attaccante andorrano, insiste ancora la Germania con Halek che trova il 6-1 e trova anche lui la doppietta. Andorrano, insiste ancora la Germania con Halek che trova il 6, lotta poi sull'angolo, Halek va via, può andare Aubrock, finta il tiro, si allarga, Aubrock alza e schiaccia, bravo Aubrock, la conclusione sul primo palo, trova impreparato Torre Badeia, Aubrock, la conclusione nel mezzo, ancora Fernandez, Alives in area, Alives, Mesmer, si giro della porta e va a servire Kyle, il tiro da lontanissimo, Kyle alza, schiaccia, ancora Kyle, grande Aubrock che però non riesce a stoppare palla, insiste però la conclusione, un altro palo